Cari telespettatori, buona giornata e speriamo che sia così, che lo sia anche il nostro weekend, perché quest'oggi invece non parliamo di cose tanto positive o tanto piacevoli, ma dobbiamo farlo perché cerchiamo di trovare delle soluzioni ed effettivamente, concretamente, delle soluzioni si possono attuare. Il tema di quest'oggi è quello delle banche, non la banca di cui stiamo parlando, stanno parlando i media quotidianamente, il Monte dei Paschi di Siena che già abbiamo capito che problema costituisce e lì ci sono implicazioni di vario genere, ma le banche in generale. Tutti quanti hanno a che fare, purtroppo nolenti o dolenti, con le banche e riscontrano grossissime difficoltà nell'ottenere finanziamenti, prima concedevano in modo inappropriato e a profusione soldi con interessi eccetera, con mutui lunghissimi, tanto a privati quanto a imprenditori che facevano determinate azioni o determinati progetti, poi improvvisamente è cambiato tutto all'opposto. Ma cosa succede? Che gli interessi comunque, soprattutto per certi finanziamenti, sono altissimi e molte volte, soprattutto i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, si sono trovati dei conti, tra virgolette, ma adesso capiremo bene di che cosa si tratta, e persone che ci stanno ascoltando che hanno affrontato questo problema, di che cosa si tratta, hanno capito perfettamente, conti salatissimi da pagare. Sono calcoli corretti, ma è vero che devono pagare queste cifre migliaia e migliaia, decine di migliaia di euro? O c'è una soluzione? Se ne è parlato anche a livello di media nazionali, ci sono dei casi che sono balzati all'onore della cronaca, al disonore della cronaca, perché sarebbe una cosa che non dovrebbe neanche verificarsi, ma la soluzione può esserci. Vediamo di affrontare questa questione con chi ha competenze e soprattutto esperienza in materia. Allora, ben arrivato Alfredo Belluco, Presidente Confedercontribuenti, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. E ben arrivata anche Raffaella Zanellato, responsabile imprese Confedercontribuenti. Buongiorno, grazie. Allora, Confedercontribuenti si è radicata bene sul territorio affrontando delle battaglie importantissime, giusto? Beh, certo. Beh, noi prevalentemente facciamo la difesa degli imprenditori nei rapporti con le banche, facciamo anche nei confronti di Equitalia o altre soluzioni di rapporto con gli enti locali, eccetera. No, il nostro settore è prevalentemente contro le banche perché abbiamo visto... Quindi settore banche, perché c'è un'associazione analoga, però si occupa di altro, si occupa più di rapporti di quanto riguarda le tasse e quant'altro. Voi invece siete specializzati nel problema con le banche, gli istituti di credito. Perché intanto partiamo da una nostra esperienza personale, sia io che la signora Zanellato, che abbiamo visto in prima persona che le banche ci stavano fregando, tra virgolette, ci stavano derubando e abbiamo iniziato le nostre lotte personali che poi ci siamo uniti. Adesso abbiamo uno staff tecnico composto da veri professionisti che difendono gli imprenditori, analizzano i conti e quando arrivano le lettere da parte delle banche non bisogna farsi prendere dal panico perché è una cosa che non si deve fare assolutamente. Le banche possono essere combattute e vinte, perché io stesso ho vinto 2 cause contro la Cassa di Risparmio del Veneto. Ecco, adesso vedremo ad analizzare se è possibile anche, ma non mettendo in particolare un po' il caso suo che potrebbe essere interessante. E io vi ricordo, telespettatori che ci state ascoltando, siamo in diretta, quindi potete intervenire se avete dei casi emblematici da raccontarci o delle domande da porre anche ai nostri interlocutori, oppure potete mandare i vostri messaggi. No, dicevo che partiamo dal fatto che secondo noi la responsabilità della crisi è tutta delle banche, perché quando c'è stata la caduta della banca americana Lehman Brothers, come un solo uomo hanno smesso di dare o quasi di dare finanziamenti e hanno chiesto il rientro di quelli che erano i finanziamenti in essere. Questo ha comportato il blocco dell'economia, basta che guardiamo l'edilizia che sta subendo un gravissimo tracollo proprio per effetto del fatto che nessuno riesce ad avere un mutuo ed è quello il punto di partenza per il quale non si riesce ad avere un riavvio di questo benedetto settore che è trainante.
per noi, perché poi ci sono gli idraulici, i falegnamerieri, l'impiantistica, c'è di tutto dietro l'edilizia, non c'è solo il settore dell'edilizia, ma come ho detto gli imprenditori, specialmente quelli che hanno lavorato in scoperto di conto, hanno subito talmente tanto, ma talmente tanto di vessazioni, di calcoli illeciti, di anatocismi, di interessi sugli interessi, di usure, perché poi alla fin fine si entra nell'ambito dell'usura, perché componendo tutti gli interessi sugli interessi, eccetera, eccetera, le spese, le commissioni, diventa come una valanga indistruttibile. Ora, per fare un semplice esempio, che è il più classico, in lire, 100 milioni di lire prestati al 20%, in 10 anni dovrebbero dare 200 milioni di interessi. Beh, non è così, non è così. 100 milioni di lire prestati con l'interesse anatocistico provocano 604 milioni di interessi al 20%. Ma il 20% è un interesse... è un interesse per far capire com'è la cosa, cioè anche al 2%, se fosse al 2%, che però poi viene calcolato 3 mesi, dopo i 3 mesi viene ricapitalizzato nel trimestre successivo, poi viene ricapitalizzato, cioè, allora il primo trimestre te lo danno alla percentuale che è stata pattuita, ma tutti i trimestri successivi non è così. Loro dicono che ti applicano sempre quell'interesse, ma siccome mettono in capitale quello che è stato l'interesse precedente, ti trovi ad avere delle somme non dovute e tu non te ne accorgi. E quello è il problema, che noi riusciamo a risalire ai calcoli illeciti proprio attraverso tutta la documentazione. E magari uno si vede arrivare una perizia, magari non so, dico io, di 100.000 euro, dice ma come mai è possibile una cosa del genere? È possibile per il fatto che ti hanno calcolato gli interessi sugli interessi, che tu non rendendotene conto hai subito. Ecco, questa è una situazione veramente grave. Perché si è verificato tutto questo e magari chissà quante persone che non se ne rendono conto perché magari non controllano la situazione, oppure effettivamente dire intraprendere una causa contro una banca non è uno scherzo. Poi voglio fare appunto un distinguo, stiamo parlando di imprenditori e la questione dei privati cittadini forse può essere anche sotto certi profili analoga, sotto certi profili, no? Allora, per quanto riguarda i privati cittadini normalmente non hanno un affidamento in banca e quindi il calcolo illecito degli interessi difficilmente si può riscontrare. Per quanto riguarda i privati in realtà abbiamo trovato molte cose non corrette per quanto riguarda i suggerimenti di investimento. Quindi abbiamo trovato dei personaggi gestori di banca che hanno indirizzato molte volte persone anche di una certa età, che quindi si fidavano di questa persona che trovavano in banca, alla quale affidavano i loro risparmi, e che in più di qualche caso, perché ne ho seguiti più di qualcuno, si sono resi conto che anziché avere dei guadagni andava a mangiare il capitale. Quindi lì sono cose che succedono per quanto riguarda i privati e riguarda gli investimenti. Per quanto riguarda il discorso degli interessi, è principalmente per le aziende che hanno quindi degli affidamenti in conto, perché l'errore in cui cadono molte volte gli imprenditori è quello di dire no, ma la banca mi ha scritto nel contratto che io pago il 10%, e io dico sempre guardate che quello è un tasso nominale, non è il tasso effettivo che voi andate a pagare, perché le voci o le variabili che poi ti portano a quello che è il tuo costo del denaro non è sicuramente quel tasso che è scritto lì. E quindi questa è già una cosa che porta un po' gli imprenditori fuori strada. Poi c'è il fatto che le banche sono sempre state, e lo dico sempre, il socio occulto di ogni imprenditore, perché c'è l'imprenditore che è quello che produce e fa l'attività e il socio che mette i soldi, no? Però questo socio ha un difettino, che i soci dovrebbero essere soci nel bene e nel male. In realtà la banca è socia, quando le cose vanno bene si incamera gli interessi di questo prestito di denaro, e quando le cose cominciano a scricchiolare il socio che mette i soldi dice ragazzi mi dispiace ma io me ne vado, perché è quello che sta succedendo. Quindi quando le banche hanno visto che c'era terreno fertile, che la produzione andava bene, che gli incassi erano abbastanza regolari, davano fidi con molta tranquillità. Quando
quando per varie questioni si è un po' incrinato il mercato perché hanno iniziato le prime avvisaglie della situazione generale mondiale, hanno preferito evitare di rischiare e hanno mandato revoche di fidi a pioggia. Che è stato nel loro gioco in certo qual modo. Ecco, solo che quello che contesto principalmente io sono le modalità con le quali gli imprenditori sono stati trattati, quindi non solo a livello economico, quindi con i tassi che sono stati applicati, ma mi raccontano di essere stati umiliati dal direttore della filiale, di essere stati presi in giro, cioè hanno subito una sorta di umiliazioni verbali, psicologiche, che poi li portano a uno stato di sconforto che molto spesso poi crea fastidi fisici, psicologici, negli affetti, quindi poi non è più solo una questione lavorativa ma diventa poi una questione sociale e man mano che andiamo avanti vediamo che la cosa si sta allargando a macchia d'olio, cioè mi arrivano imprenditori che veramente non hanno più la capacità di capire da che parte andare, cioè si trovano come se fossero in mezzo al mare, non vedendo una riva vicina e tentando di galleggiare ma non sapendo bene come poter fare. Allora, quello che dico sempre io, prima cosa, quando la banca vi chiede un rientro, con altissima probabilità non è l'importo che avanza realmente e come diceva Alfredo, facendo periziare i conteggi vengono fuori delle belle sorprese e quindi sicuramente il credito che loro dicono essere certo, perché sono estratti conto che assolutamente non possono essere sbagliati, in realtà nella maggior parte dei casi sono sbagliati e che quindi l'imprenditore, anziché farsi prendere dal panico, come diceva anche Alfredo, perché in quel momento lì poi non si ragiona più, si rischia di affidarsi, purtroppo è una cosa che mi dispiace, ma ad alcuni commercialisti che magari dal punto di vista contabile bravissimi, che però su questa materia che purtroppo la questione bancaria è molto complessa, noi abbiamo un'esperienza che è data da anni di studi, di aggiornamenti, cioè dobbiamo continuamente tenerci aggiornati perché è talmente ricca di dettagli che posso capire che un commercialista che è preso dalle dichiarazioni di redditi, dalla tenuta alla contabilità, non abbia né il tempo né la voglia né la possibilità di informarsi su questo settore, quindi magari chiedono un consiglio al commercialista, il commercialista si limita a fare il controllino se è stato applicato il tasso pattuito e gli dice non c'è niente da fare. Molti avvocati che anche questi o non conoscono la materia o preferiscono non far valere i diritti dei propri imprenditori, li sconsigliano da qualunque azione. Noi abbiamo a nostro vantaggio una grande esperienza, abbiamo ottimi risultati ottenuti sia in sede giudiziaria ma molte volte anche prima, perché sia chiaro, le banche lo sanno benissimo quello che hanno fatto. E quindi nel momento in cui gli viene fatta la contestazione e abbiamo una perizia tecnico-contabile firmata da un perito che dimostra queste cose, chiaramente la banca dice vabbè, ne parliamo. Certo, quindi ecco, ne parliamo anche noi perché faremo anche dei casi, degli esempi concreti che avete dovuto affrontare, in modo che chi ci ascolta possa ritrovarsi in qualche modo, capire quali sono le possibili soluzioni. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo insieme. Eccoci qua, abbiamo una telefonata in attesa, pronto? Ma posso intervenire? Certo, è in onda, dica tutto. Da dove chiama? Da Montebelluna. Prego, dica pure. Io volevo sapere se era possibile conoscere il nominativo e l'indirizzo di quei signori. Assolutamente sì, eccolo qua, 800 814 603 è il numero verde per mettersi a contatto con l'associazione. C'è anche un sito? Può ripetere? 800 814 603. 603. È il numero verde. Ci sono altre modalità? Abbiamo un sito in costruzione, comunque al numero verde risponde. Volevo dire, comunque rispondono le nostre ragazze e possono già dare una prima risposta e poi eventualmente fissiamo un appuntamento. Ma di dov'è? Che associazione è? Noi siamo in provincia di Padova, la Confeder Contribuenti. Sì.
Quindi Confedercontribuenti, sì, comunque, se vuole... con la sede in provincia di Padova, sì, però poi hanno una copertura, ma se vuole tranquillamente regionale. Chiamare, le ragazze nostre danno già delle indicazioni o dei suggerimenti, poi eventualmente se ha bisogno di un appuntamento, insomma... Anche in questo momento se vuole. Sì. Come? Anche adesso se vuole chiamare. Adesso se lei finisce la nostra, magari ci racconta il problema che ha se vuole, se no pure chiami adesso e trova già qualcuno, dicono che può rispondere. Sì, ma comunque no, voglio un po' mettere un po' a fuoco, perché credo nel mio caso rientri propriamente in questa situazione. Ah, sì, ho capito. Quindi è un problema con lei è imprenditore? Diciamo in piccolo, sì. Sì, sì. Quindi problemi di rientro. Ma sono cose del passato, sono cose che sono accumulate e che sono diventate abbastanza grosse, insomma. Ho capito. No, non vogliamo sapere appunto nello specifico, ecco, no, perché... se ha urgenza, perché presumo che sia abbastanza in difficoltà, che chiami pure. No, beh, urgenza propriamente no, ma insomma vorrei parlarne con voi, perché certo, credo ho molta fiducia in voi e Sì, guardi, chiami pure il numero, parli un attimo con le ragazze e allora, poi casomai lasci giù il suo numero, la richiamiamo. Si faccia dare il numero mio di telefonino eventualmente, che ne parlo io direttamente. Ecco, sì, mi dia, sì. No, facciamo così, siccome il cellulare sono abbastanza personale, lei chiami il numero verde, dica che ha seguito la trasmissione in diretta dove c'era appunto Alfredo Bellucco che autorizza a lasciare il suo cellulare, in ogni caso in regia hanno il suo numero, poi glielo diamo al presidente Bellucco che la ricontatta, così può avere... Va bene, la ringrazio. Grazie a lei di aver chiamato. Grazie. Ripetiamo il numero verde 800 814 603, Confedercontribuenti. Sì, la sede fisica in provincia di Padova, dopo ovviamente la competenza prescinde dai confini della regione, perché purtroppo ai noi sono casi nazionali, quindi non sono legati al territorio, sì, al territorio del nostro paese. Allora. È così. No, io a microfoni spenti stavo per parlare del fatto di un suicida che noi stiamo seguendo, purtroppo la famiglia, perché adesso questi qui hanno perso lavoro, reddito, familiare, abbiamo perso tutto e naturalmente li abbiamo dovuti aiutare con perizie gratuite, con avvocati che lavorano solo a buon fine, gli abbiamo dato i soldi per iniziare la causa. È stata depositata lunedì scorso e caso particolare che ne hanno parlato anche i giornali, ma non nella quantità che avremmo voluto e nella risonanza che doveva essere dato al caso, due banche, una chiedeva 40.000 euro di rientro e un'altra 54.000 euro di rientro. Quella da 54 abbiamo verificato che, secondo i nostri conteggi, era lui che ne avanzava 270. Che non è l'unico caso, perché ce n'era un altro che se ne è parlato anche a livello nazionale. Sì. Quindi doveva ricevere dei soldi. Cioè questa doveva ricevere dei soldi. E la banca come ha risposto? Cioè, ha risposto che intanto è disponibile a trattare. È già questo tra poco. Insomma, sono due grosse banche, comunque non sono due banchette. Siamo andati al confronto con una banca, siamo andati al confronto con un responsabile di grosso calibro e con un'altra addirittura col presidente. Ci hanno detto che se siamo responsabili risponderemo, però ha detto fateci l'elenco di quelli che sono i danni provocati. Allora, come stavo dicendo, una banca, secondo i nostri conteggi, quella da 54.000 che chiedeva, secondo noi sono 270.000 euro che doveva dare la banca all'imprenditore. Ma com'è possibile? Per effetto che dicevo prima. Cioè aveva pagato in più e non doveva? Cioè lui si è suicidato nel 2011. Mamma mia, attenzione, ma già nel 2002-2003 aveva già messo in pareggio il suo debito e già dal 2003 era lui che dava i soldi alla banca. Era lui che stava... magari lui è entrato nella disperazione più totale senza sapere che c'era una via d'uscita, che anzi questo è fuori avrebbe avuto dei soldi dalla banca. Questo è fuori discussione. Ci sono dei danni anche di carattere morale. È chiaro, allora, come stavo dicendo, noi abbiamo verificato per questa banca 270.000 euro, di cui 99.000 di usura, attenzione, 170.000 circa di anatocismo e 99 di usura, cioè l'effetto anatocistico, cioè l'effetto degli interessi sugli interessi, ha fatto sì che andasse oltre il tasso soglia di usura. Quindi c'è l'illecito civile, ma c'è anche l'illecito penale. Quindi la banca, o chi per essa, dovrà rispondere anche dal punto di vista penale di questa cosa qui. L'altra banca chiedeva 40.000 euro di rientro e invece abbiamo verificato che il credito, secondo noi,
era di 407.000 euro a suo favore. Stiamo parlando di 270.000 euro circa di anatocismo e 137.000 euro di usura, per un totale tra le due banche di 677.000 euro. Va bene? Ora, naturalmente, il danno che noi abbiamo chiesto di tutti i vari danni possibili e immaginabili è stato di circa 3,8 milioni. Tutto catalogato, tutto dimostrato. È già finita la questione? Siamo ancora in corso? corso? Abbiamo presentato l'atto di citazione di tutte e due le banche, la prima udienza è il 7 di maggio. Ci terremo oggi, siccome appunto avremo diverse occasioni. Ecco, il problema è che la famiglia non vuole apparire, quindi il nome della persona non lo deve. No, ma è ovvio. Ce ne avevamo dal punto di vista anche dell'assistenza. Voi date un'assistenza e in alcuni casi dove è importante intraprendere comunque una causa dove non ci sono veramente i soldi, voi date anche un'assistenza legale che poi ha buon fine, no, della pratica. Allora sì, in casi molto difficili dove sì, effettivamente la situazione è esasperata, chiaramente ci siamo strutturati un po' con le nostre forze, un po' con anche la buona volontà dei professionisti con cui collaboriamo, riusciamo a trovare delle formule per riuscire comunque a portare avanti le cose, perché siamo sempre del parere che non si possa rinunciare a un diritto solo perché non si ha la possibilità poi di pagare eventualmente delle persone che possono far valere questi diritti. Facciamo degli esempi concreti, pratici, vabbè, senza fare riferimenti ovviamente personali, in cui appunto, come ha detto il nostro telespettatori, possano ritrovarsi chi ci ascolta. Beh, guardi, mi è venuto proprio la settimana scorsa un imprenditore con la moglie che erano molto disorientati, questo è il termine esatto, sono arrivati a noi, penso perché qualcuno gli aveva dato il nostro nominativo, adesso non lo so, non sapendo esattamente bene cosa si aspettassero in realtà da noi, e quindi ho dovuto per circa una mezz'oretta fargli un po' di psicoterapia giusto per capire qual era il loro problema, perché effettivamente si sono presentati dicendo che avevano un'azienda, ma per mezz'ora non sono riuscita a capire cosa effettivamente stessero pensando, perché alla fine, dopo questa mezz'ora, ho capito che avevano un decreto ingiuntivo che avevano già ricevuto da un mesetto da una banca che gli chiedeva il rientro, e questa banca aveva già fatto un'ipoteca giudiziale sulla loro casa e si vedevano già in strada. E gli ho detto no, guardate che qua, cioè, portatevi gli estratti conto, cioè, insomma, sto decreto ingiuntivo, ci sono 40 giorni per opporsi, scadono mercoledì, e loro sono venuti venerdì scorso. Ho messo in movimento il perito, ho messo in movimento l'avvocato, siamo andati in tribunale a prendere un po' di documenti, insomma gli abbiamo imbastito sulla cosa, riusciamo a fare l'opposizione, gli abbiamo fatto la perizia ed è uscito che praticamente l'importo che gli ha richiesto non è compensato con la nostra perizia, quindi dai nostri conteggi la banca non avanza nulla. Al che, quando gli ho dato il risultato, sono rimasti molto sorpresi, perché non avremmo mai immaginato che questi ci vengono a chiedere, stiamo parlando di 40.000 euro e noi abbiamo una perizia di più o meno 40.000 euro. E quindi mi ha dato una bellissima notizia, ma la soddisfazione più grande è vedere che sono proprio rinati, perché sono venuti dopo 2 o 3 giorni, dopo aver avuto questa notizia, aver sistemato con l'avvocato la faccenda per potersi opporre a questa richiesta di denaro, rassicurandoli che comunque la loro casa molto probabilmente sarebbe lì tranquilla, non succederà nulla. Li avevo visti già talmente rinati, con un colorito completamente diverso da quello che avevano 2 o 3 giorni prima, che già quello per me è una soddisfazione, perché dico, nonostante all'inizio avessero questo tentennamento, perché gli raccontavo tante belle cose, ma li vedevo, non sapevano se fidarsi o non fidarsi. Esatto. Io gli ho detto guardate, su di me potete trovare molte cose e vedere chi sono e quello che ho fatto e quello che sto facendo. Io spero, ho detto, che vi possiate fidare di me, perché quello che vi sto dicendo è quello che effettivamente andrò a portare avanti. Ecco, com'è possibile che si verifichino, qui chiedo a entrambi, non so, questi casi che hanno del paradosso, perché io immagino, mi metto perfettamente nei panni della persona, perché io dico, io mi affido a una banca, mi mi sembra impossibile che vada a truffarmi, cioè, mi sembra impossibile, vabbè, conosciamo le banche, però nel caso di specie tu dici è così, quindi non sa veramente. Perché la banca è sempre stata considerata un'istituzione in quanto tale, composta di persone che avrebbero sempre comunque fatto gli interessi del cliente, fatto i conti giusti, eccetera eccetera, e invece
Siccome dico sempre alle persone, quando voi entrate in banca non avete un amico, voi avete un nemico, perché quella persona che avete davanti, per carità, vi starà prestando i soldi, ma non per fare un piacere a voi, per un suo lucro personale, e quindi state bene attenti a quello che vi offre, anche dal punto di vista degli investimenti. Dico sempre, state attenti a quello che vi vogliono far acquistare. È chiaro che voi non avete esperienza in materia, però soprattutto mi raccomando sempre, non firmate le cose che vi sottopongono senza leggerle, perché hanno questo modo, il personale delle banche, di far sottoscrivere alle persone che, come dicevamo prima, in assoluta fiducia della persona che hanno davanti, firmano solo perché il gestore, il cassiere gli dice firma qua, firma là, non sapendo che molte volte gli fanno firmare cose che poi sono degli autentici suicidi. Cioè, io ho visto firmare delle fideiussioni, cioè delle forme di garanzia che erano assolutamente dei suicidi, cioè cose impensabili. E quindi raccomando sempre, portatevi a casa i documenti, leggeteli, se siete convinti, se non siete convinti fateli vedere a un legale, fateli vedere a noi, ma non firmate mai nulla dando per scontato che la persona che avete davanti sia onesta, perché purtroppo saltano fuori firme false sui contratti di conto corrente, firme false sulle fideiussioni, prelevamenti in conto corrente senza che il correntista lo sappia. Addirittura, cioè, cose del succedono genere. Cose che sembrano impossibili, ma noi non ci stupiamo più di nulla perché ormai abbiamo capito che qua bisogna grande attenzione e molta malizia. Per prelievi non autorizzati sul conto corrente, sì. Parlava la collega, in un caso della Bassa Padovana qui abbiamo un imprenditore edile che gli hanno prelevato 33.000 euro con 9 prelievi non autorizzati, con 9 firme diverse, però lo stesso cassiere che l'ha fatto. Ora siccome è venuto da noi, queste cose sono successe nel 2005, adesso stiamo recuperando i soldi perché dal punto di vista penale si è prescritta la cosa, perché naturalmente avrebbe dovuto fare la denuncia subito. Ecco, che tempi ci sono? 3 mesi doveva farla, però naturalmente anche se la faceva successivamente il magistrato avrebbe dovuto indagare lo stesso. Comunque, indipendentemente dall'aspetto penale, qui parlando dell'aspetto civile, lui ha diritto di avere indietro i suoi soldi, anche se sono passati 7 anni, 8 anni, perché dal punto di vista della prescrizione, dal punto di vista civilistico, adesso che l'abbiamo bloccata non si ferma più, cioè si può rivendicare, basta che si rivendichi ogni 5 anni, lei lo sa, ogni 5 anni e dice guarda che io voglio dietro i miei soldi e prima o dopo insomma me li deve dare. Comunque volevo fare un esempio concreto su come noi trattiamo. Il più delle volte la chiudiamo in mediazione, la chiudiamo con la trattativa diretta con la banca. Una transazione. Ora, un caso di un imprenditore sempre della Bassa Padovana, di Monselice, un grossista commerciante all'ingrosso, siamo riusciti a chiudere con 3 banche diverse, di cui 2 di credito cooperativo, e abbiamo portato a casa 550.000 euro, 330 un credito cooperativo, 60 un altro e 160 una grande banca, quindi per un totale di 550.000 euro, senza andare a guardare in faccia il giudice, senza che ci sia stata una causa in corso. Un'unica banca di credito cooperativo, a dire la verità, aveva tentato di fare l'atto, il decreto ingiuntivo. Noi ci siamo opposti, abbiamo chiesto i danni, poi sono stati loro che ci hanno chiamati e hanno detto venite qua che ne parliamo. Tanto è vero che su una perizia nostra di circa 350.000 euro, l'imprenditore era in saldo negativo di 180.000, quindi avrebbe dovuto essere lui che doveva dargli le 180.000. Allora, cosa è successo? È successo che era 180.000 sotto, aveva una perizia da 350, quindi secondo logica avrebbero dovuto darci 170.000 euro, però è chiaro che tu non vai lì con una perizia e vuoi portare a casa il 100%. Assolutamente. Ecco. Allora, noi ci accontentavamo di chiuderla alla pari, loro hanno voluto forzare la mano, noi abbiamo fatto una opposizione al decreto ingiuntivo, gli abbiamo chiesto i danni per quasi 1,5 milioni di euro, ci hanno chiamato, alla fine nel giro di poche settimane l'abbiamo chiusa a 330.000. Insomma, ecco, quindi loro si sono giocati 150.000 euro, perché se loro chiudevano come avevamo chiesto noi alla pari risparmiavano 150.000 euro, e invece loro ci hanno dovuto dare 150.000 euro, non solo, ma gli abbiamo fatto anche una denuncia per appropriazione indebita nel frattempo,
Ne parliamo ancora, perché si tratta di uno scandalo a questo punto, poi se ne è parlato anche ieri in una trasmissione a livello nazionale, se non erro, di questi casi qui di chiamiamoli, di truffe vere e proprie che si sono compiute e che si stanno compiendo. Perché non nasce un caso nazionale? Questo che io chiedo. Andiamo in pubblicità, poi vediamo di affrontare anche questo. Allora, ritorniamo noi e vediamo un po' di dare una risposta in questo senso. Presidente, ma come mai non è sorto a livello nazionale un po' il caso? Ci spieghi? La nostra è un'associazione appena nata, ha qualche mese, però io a livello di lotta contro le banche, io e anche la signora Zanellato, ormai siamo 10 anni, io personalmente, la signora qualche anno, ma noi siamo conosciuti anche a livello nazionale, siamo stati parecchie volte all'ultima parola, su Matrix, su Terra, su tante trasmissioni a livello nazionale, abbiamo ormai le cose e anche rispondiamo. No, ma perché il caso banche che si comportano in questo modo alla fin fine viene insabbiato o non ottiene il dovuto riscontro? Quello che magari si chiedono i cittadini, dico, perché stiamo parlando di situazioni che voi descrivete. Le banche naturalmente, io ho avuto modo di... Si abbassi pure perché sennò va in croma e non si riesce a leggere, diventa trasparente perché è lucido, poi lo ripetiamo. Va bene, d'accordo, lo metto da parte. Dicevo che le banche sono la più potente lobby che abbiamo a livello nazionale, senza fuori dubbio. Hanno la possibilità di comprare, tra virgolette, un po' tutti, un po' tutto. Quindi lei dice c'è un sistema che si è messo in moto per andare anche a tutelare gli interessi delle banche, di conseguenza quello che le riguarda, a meno che non sia mostruosamente eclatante o politicamente giocabile, non viene... Il problema è, basta solo vedere, cioè le banche continuano a praticare quello che è illegale, perché è praticamente illegale, l'anatocismo è illecito, l'usura è illegale e loro continuano a farla perché praticamente c'è l'impunità assoluta. Nel momento stesso che vengono presi con le mani nella marmellata non fanno altro che dover restituire i soldi. Ora è come che, non so, io dico sempre, se tu metti la macchina in divieto di sosta ben sapendo di non prendere mai la multa, e questo è quello che succede alle banche e ai banchieri. Noi dimostriamo che le banche praticano l'usura, l'ho detto anche prima. Abbiamo vinto 2 cause nella provincia di Padova, ne sono stati vinti in tutta Italia, dove viene riconosciuto il superamento del tasso soglia di usura praticamente in tutti i trimestri analizzati. Cosa succede? Quando obbligatoriamente passa al penale, il pubblico ministero dice che è mancato l'elemento psicologico del commettere il reato, cioè il dolo da parte di chi doveva commetterlo, e archiviano. Ora il problema è questo, dal punto di vista civilistico devono restituire tutti i soldi, perché quando c'è il riconoscimento del superamento del tasso soglia deve essere restituito tutto all'imprenditore. L'imprenditore ha l'obbligo di dare indietro alla banca solo il capitale prestato, questa è una cosa fondamentale. Non deve pagare le commissioni, non deve pagare gli interessi, non deve pagare le spese, non deve pagare nessun tipo di remunerazione. È una cosa fondamentale che la gente deve sapere, perché è chiaro che se nell'arco temporale di un rapporto ci sono stati migliaia, decine di migliaia o addirittura centinaia. Noi abbiamo un caso dove abbiamo fatto una perizia proprio in questi giorni, un imprenditore della provincia di Verona deve prendere indietro 5.700.000 euro da parte dei calcoli illeciti di una banca. Non so se sono chiaro, e non avevamo neanche tutta la documentazione. Immaginate voi cosa veniva fuori se avevamo tutta la documentazione del tutto rapporto. Ecco. Poi ci sono anche casi da 2.000 euro, perché noi stiamo seguendo casi anche da 2.000 euro. Qui ho un caso della provincia di Padova dove un'imprenditrice per 2.000 euro gli hanno applicato 1.770 euro di spese in 3 trimestri. In 3 trimestri era sotto... Quindi in questi casi qua voi cosa fate a questo punto? Anzi, chi ci segue deve sapere queste situazioni. Deve sapere che vengono impugnate. Intanto invito chi vuole leggere tutto l'articolo, banche italiane, fido o non fido, non mi fido ed ecco il perché. E viene fuori l'articolo scritto meravigliosamente dalla
giornalista Daniela Russo di Libero Reporter, e spiega esattamente come sono andate le cose. E dopo ci sono anche tutti i link dove andare a leggere tutto quello che fa riferimento. Perché in questo caso, per esempio, specifico, in allegato al contratto c'era che come indennità di sconfinamento l'imprenditore doveva dare 10 euro al giorno da 0 a 5.000 euro. Ora, non serve essere dei grandi calcolatori o dei grandi professori in economia per capire che si era impegnato a dare minimo il 73%, massimo 3.650% all'anno di interessi. Ora, per commettere il reato di usura, che è un reato a schema duplice, non è un reato a schema semplice, nel senso che bisogna fare la dazione, che bisogna versare i soldi perché ci sia il reato, basta che ci sia la promessa. Nel momento stesso che c'è la promessa è già commesso il reato. Quindi quando questa banca ha predisposto questo tipo di contratto ha già commesso un reato gravissimo di associazione per delinquere. Ecco, noi l'abbiamo sottoposto al procuratore capo della Repubblica di Padova, dottor Milanese, al questore di Padova, dottor Montemagno, questa cosa qui, e dicono che ci vuole la denuncia penale. Invece noi diciamo esattamente il contrario, che non ci vuole la denuncia penale, perché il reato di usura è un reato di pericolo sociale, non di danno economico. È come quando vengono a sapere che c'è stata una violenza nei confronti di un bambino, non ci vuole la denuncia penale, il reato si persegue d'ufficio, e questa è la cosa che noi vogliamo dire e sottolineare. Fintanto che le banche si sentiranno tranquille dal punto di vista penale, continueranno a fare quello che fanno. È per quello che noi non ci fermeremo mai in questa battaglia di civiltà, perché questa battaglia di civiltà ci porterà ad avere degli scontri duri anche a livello istituzionale, perché noi ci scontriamo certo, con però tutti. è importante poi ottenere però il risultato li vediamo, perché poi quando le banche si confrontano con noi li vediamo il grado di timore che hanno e portiamo a casa i risultati, come ho detto prima, a livello transattivo, proprio perché le banche non hanno nessun interesse ad andare a livello mediatico. Perfetto, allora siamo arrivati al termine. Ricordo ancora, per chi avesse bisogno di avere informazioni eccetera, quindi che è un numero verde gratuito se non erro, certo. 800 814 603, anche questo il numero verde. Poi potete anche chiedere eventualmente il numero di cellulare che viene dato a disposizione naturalmente da parte del Presidente per contattarlo per avere ulteriori delucidazioni. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, grazie naturalmente anche a voi di averci seguito e ci ritroviamo come sempre prestissimo.